Parte tra poche settimane la campagna Bieticola e CoproB, la più importante realtà italiana nella produzione dello zucchero, ha voluto fare il punto della situazione con un convegno ed un incontro aperto a tutti i bieticoltori qui a Pontelongo. Andiamo a sentire dalle voci dei relatori di che cosa si è parlato. Claudio Gallerani, presidente di CoproB. Si sta aprendo tra qualche settimana la campagna Bieticola 2023. L'occasione qui a Pontelongo è stata quella di fare il punto sulla situazione del settore e di CoproB. Sì, una situazione positiva. Dopo tanta fatica adesso abbiamo una bella bietola in campo, abbiamo un bel prezzo dello zucchero e un prezzo della bietola che non è mai stato così elevato, per cui noi puntiamo veramente a uno sviluppo importante della bieticoltura veneta, ma della bieticoltura italiana, e abbiamo importanti piani di investimento proprio anche come innovazione tecnologica che oggi ci dà la disponibilità, la possibilità di avere migliori produzioni con meno input, e questo vuol dire una bieticoltura sempre più sana, sempre più certificata e uno zucchero veramente di altissima qualità per l'agroalimentare italiano. Rosanna Conte, parlamentare europea. La filiera dello zucchero è di fondamentale importanza per due regioni come il Veneto e l'Emilia-Romagna, e poi questo si riflette anche a livello nazionale ed internazionale. Sì, sicuramente, perché ritengo che la filiera italiana abbia dello zucchero, è stato dimostrato oggi, abbia raggiunto il massimo livello. Da quello che ho potuto assistere, da quello che ho potuto ascoltare, devo dire che questa azienda, la CoproB, ha tutti i requisiti necessari per superare quello che sono tutte le richieste che vengono dall'Europa, che sono richieste a volte veramente non facili da raggiungere, anzi secondo me sono andati anche oltre, per cui è fondamentale per la nostra eccellenza, per il nostro Made in Italy, avere aziende di questo spessore, con queste capacità, con questa voglia di fare, con questa ricerca anche alla base della loro attività, perché io, come ho detto prima, sono venuta qua qualche mese fa e non avevano fatto quei prodotti necessari da mettere dentro il gelato, dentro la pasticceria, quello zucchero, e secondo me dovrebbero in qualche modo valorizzarlo ulteriormente per far vedere che se qualcosa costa un po' di più rispetto ad altri prodotti c'è un motivo, perché c'è una qualità. Onorevole Marina Marchetto Aliprandi, 13ª Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. La filiera della bieticoltura è una delle più importanti, tradizionale per quanto riguarda il Veneto, e come tale va preservata. Certamente, non a caso questo Ministero si chiama Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, oltre che delle foreste, perché ci tiene tantissimo alla valorizzazione dei prodotti territoriali, e quindi il Veneto è vocato particolarmente. Io ricordo da bambina che sorpassavamo i carri con le barbabietole che venivano conferite negli zuccherifici, e vorremmo proprio che tutta l'intera filiera produttiva rimanesse in Italia, barbabietole a parte, ma anche tutti, con una considerazione particolare anche alla diminuzione delle imposte, al cuneo fiscale, in modo che i nostri prodotti possano, non solo quelli agricoli, che peraltro sono molto copiati e costano 120 miliardi, l'Italian Sounding vale 120 miliardi nei confronti dei nostri agricoltori e dei nostri produttori. Vogliamo proprio che ci sia questa passione, questo interesse, la consapevolezza che consumare italiano, prodotti italiani, è una garanzia. E io invito anche a leggere le etichette, perché anche il latte, il burro, si leggano le etichette da dove proviene, se è con latti veneti, perché ci sono dei burri con latti veneti. Quindi io sono italiana, ma sono anche veneta, e orgogliosamente veneta, e l'Italia tutta ha delle eccellenze e dobbiamo farle conoscere anche ai nostri ragazzi.
senatore Bartolomeo Amidei, componente della Commissione Agricoltura del Senato e dell'intergruppo parlamentare sul Made in Italy. Allora, la bieticoltura è una delle coltivazioni più importanti per il Veneto, una grande tradizione, c'è sviluppo, garantisce reddito ai produttori. Il governo che cosa può fare, che cosa può fare la politica di più? La politica può fare molto e sta facendo molto, partendo dal ministro Urso del Made in Italy, delle imprese Made in Italy, al ministro Lollobrigida per quanto riguarda il Ministero dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare. Non a caso sovranità alimentare, difesa del nostro prodotto Made in Italy, valorizzazione del nostro prodotto, della biodiversità, delle peculiarità dei nostri prodotti che da un punto di vista organolettico sono i migliori al mondo. Noi poi siamo anche bravi agricoltori perché rispettiamo i disciplinari e quelli che sono i protocolli, quindi nel rispetto assoluto per dare un prodotto sano, genuino, buono e unico al mondo. Ecco perché il Made in Italy è il brand più famoso al mondo e anche il più apprezzato. Il mio compito è questo: garantire un reddito agli agricoltori, nel senso che quando uno produce bene, quando si fa un buon prodotto, è giusto che sia pagato il giusto prezzo, è giusto che nel mondo, qualora sia apprezzato, non subisca truffe come spesso avviene, il famoso Italian Sounding. Quindi un altro compito importante: evitare le contraffazioni e le ruberie come stiamo assistendo, contro i cibi sintetici ovviamente. Noi siamo contro la carne sintetica, contro quello che è il latte sintetico, cioè siamo per valorizzare i nostri buoni prodotti italiani.